Buongiorno, le prime pagine di rassegna stampa TG Plus. Oggi è una, diciamo, questione, una prima pagina monotematica, come abbiamo già detto, sia Mattino, Tribuna e Nuova Venezia aprono più o meno con la stessa pagina e dopo cambiano solo le notizie di cronaca che andremo a vedere subito, ma intanto alla fine di un'epoca è morto il cavaliere protagonista dell'Italia per oltre 30 anni tra politica, economia e calcio. Vedete Silvio Berlusconi 1936-2023 che lascia con un bacio. Sulla tribuna di Treviso, delitto di Anica Battaglia, indagato per omicidio a casa sequestrata. Battaglia è diciamo il re del pesce. E poi infezione al cuore, imprenditore ucciso a 60 anni da un batterio. Questa è una notizia che entra in prima pagina ma va sviluppata, va dipanata all'interno poi della notizia del giornale. Su Gazzettino invece andiamo a vedere proprio Silvio d'Italia, fine di un'epoca, la morte di Berlusconi, 86 anni, TV e calcio, poi la discesa in campo perché il nuovo miracolo domani, lutto nazionale, funerale di Stato nel Duomo, Milano ci sarà Mattarella, ha segnato la storia. Ne parla Zaia come una persona generosa, ne parlano tanti altri, dicono un po' tutti la stessa cosa: persona generosa, molto umana, oggi manca a tutti qualcosa, ecco perché. È il passante, il Mose Galan, quel forte legame con il nord-est, e vediamo anche le foto. Prodi, noi due sempre rivali ma mai nemici. Casini, il nostro legame, oltre le liti, l'erede sarà la Meloni, questo staremo a vedere poi. Il giallo di Anica, indagato l'ex datore di lavoro, e Mussolini via la cittadinanza, però il sindaco di Jesolo dice no. Si parla molto di questa faccenda a Jesolo per quella cittadinanza concessa a questo nome un po' pesante, diciamo, per l'Italia, per i fatti storici dell'Italia. E passante il Mose, l'epopea di Silvio tra le opere e le imprese, questo lo scrive il Corriere del Veneto di oggi. Zaia sapeva guardare al nostro futuro, dice Amato, ma non incarnava il grande sogno liberale. Gli azzurri veneti e i dubbi sul futuro del partito, e ora cosa succederà? Una domanda che abbiamo fatto anche ai nostri intervistati. Si parla anche qui, vedete, del delitto di Anica, il primo indagato è il re del pesce Battaglia, e turismo boom ma Battelli meno piedi. E poi ancora foto che sì, in prima pagina vedete con Brugnaro, con Brunetta, con un giovane Tosi, e poi il taglio del nastro per cose che sono state fatte alla fine in Italia, dove c'era lui, c'era Berlusconi, e quindi non si può non parlare o non ricordare le cose di questo spessore. Su TG Plus Treviso, vediamo un pochino che cosa si dice. Omicidio Anica, indagato l'ex datore di lavoro, se ne parla qui. Mario Conte, Berlusconi pioniere del centrodestra, e poi anche qui Venturini, Silvio ha cambiato l'Italia, ora tocca a noi. Altra notizia di cronaca: scoperto e obbligato a pulire un ecovandalo nei guai. Anche qui le fototrappole funzionano. Per la pagina di Treviso per il momento è tutto, a più tardi.